28, inizialmente per tutto il mese di giugno, quindi maggio, giugno, fine maggio, giugno e luglio, daremo la preferenza della possibilità delle persone di accedere al luogo su chi ci prenota, su chi ci scrive. Abbiamo la pagina Facebook dell'Osteria Senza Soste. Anche in questi giorni ho ricevuto tanti messaggi, tante telefonate di persone che chiedevano, alle quali appunto ho detto che l'Osteria Senza Soste non si sarebbe attivata nel primo weekend, perché ritengo che il primo weekend sia d'appannaggio di chi la ristorazione la fa per livello professionale. L'Osteria Senza Soste è una cosa un po' diversa e quindi è giusto così, è giusto che questo luogo attenda un attimo. Ci siamo organizzati appunto perché dal giorno 28 anche con l'utilizzo dei distributori, che è stata una mia intuizione di mettere nelle vigne il distributore che ti dia la bottiglia. Nelle vigne saranno messi anche dei tavolini. Ho appreso che anche questo nostro comune di Valdobbiadene sta cercando di favorire e di creare le condizioni perché possano essere messi più tavoli nell'area esterna e quindi anche tra le vigne, quindi mi sembra proprio una buona idea. Questa è sempre stata un po' anche una caratteristica dell'Osteria Senza Soste, quindi ci dà maggiore possibilità di spazio, di possibilità di ricevere persone.